Al centro di una disputa il bando di gara per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti di Venezia e Chioggia, realtà che convivono sotto un'unica autorità di sistema portuale. Come afferma il consigliere regionale Montanariello, vicepresidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti, per la tutela occupazionale e dell'indotto produttivo portuale veneto è necessario che vi sia collaborazione tra l'entità di Venezia e quella di Chioggia. Quest'ultima aveva proposto in passato un raggruppamento temporaneo di imprese con quella di Venezia, dotato di un regolamento interno che garantiva chiare regole a vantaggio di tutte le parti coinvolte. Si tratterebbe non solo di una questione di reciproca beneficenza tra lavoratori e territori, ma rifletterebbe una vera e propria visione di tutela produttiva a lungo termine, ponendo l'accento sulla collaborazione tra i porti di Venezia e Chioggia. Montanariello tuttavia riconosce che le tensioni attuali non stanno aiutando a risolvere la situazione in modo unitario e invita la Regione a intervenire nella questione per evitare un blocco e uno scontro continuo, soprattutto in vista dello sciopero proclamato per i prossimi giorni, il quale avrebbe conseguenze dannose per tutte le parti coinvolte. Montanariello invita il sindaco di Venezia a riflettere su un approccio metropolitano più ampio e autentico, al fine di trovare una soluzione che favorisca una collaborazione efficace e duratura tra i porti di Venezia e Chioggia e che preservi gli interessi occupazionali e produttivi della Regione Veneta nel settore portuale.